Signore e signori, appassionati di hockey pista, buon tardo pomeriggio a tutti, ben collegati al Palasport Giuliano Tori di Sarzana per Hockey Sarzana contro Pumas Viareggio. Siamo nel girone C, la quinta giornata della Coppa Italia di A2, un Hockey Sarzana che arriva da tre partite dall'esito poco positivo, sono tre sconfitte nonostante le buone prestazioni della squadra, quindi 0 punti ancora per il Sarzana. Pumas Viareggio invece che arriva dalla prima giornata in cui non trova la vittoria contro il Camaiore, una vittoria per l'appunto della capolista, poi solo vittorie, prima col Prato, poi con l'SPV Viareggio. Ma andiamo a sentire le parole dei due mister nel pre-partita. Eccoci nel pre-partita di Sarzana contro Pumas Viareggio con il mister del Viareggio, mister Mirko Bertolucci. Buonasera mister. Buonasera. Prepartita di una gara che è sempre risultata interessante negli ultimi anni tra Sarzana e Pumas Viareggio. Pumas Viareggio che quest'anno ha iniziato la stagione bene, dopo un inizio difficile contro il Camaiore, una squadra tosta, poi due belle vittorie contro Prato e SPV Viareggio, un bel derby vinto bene. Qual è la sua opinione sull'inizio stagione della squadra? Ma sono contento anche perché stanno andando bene anche le altre categorie, la 23, la B, la 17 stanno facendo bene. E per quanto riguarda la 2, la prima parte del Camaiore sapevo che sarebbe stata complicata perché loro hanno un'ottima squadra e poi Oscar Mora e Bigatti sono arrivati molto a ridosso dell'inizio della stagione, quindi avevano lavorato molto poco con i compagni di squadra. Adesso è passato un pochino di tempo, si sono integrati bene e si cominciano a vedere insomma un pochino i risultati, anche se questa partita qua la temo in maniera particolare. Una partita difficile magari anche per una pista complicata questa rispetto ad altre. E cosa si aspetta nello specifico dalla partita di questa sera e dalla sua squadra, ma anche dalla risposta del Sarzana? Ma sappiamo che questa pista qui porta praticamente a zero il margine di errore, perché se sbagli una situazione di contropiede sicuramente prendi un'inferiorità numerica e quindi ho richiesto ai ragazzi tantissima concentrazione nei particolari, nelle aperture di contropiedi, nella fase di marcatura molto attenta. Da quanto riguarda il Sarzana sono tutti giocatori di ottima qualità, anche ragazzi più giovani li conosco bene perché li ho allenati negli anni trascorsi, so che c'è molta qualità, è una squadra che in casa esprime un hockey aggressivo, in casa ti trasforma rispetto alle trasferte, quindi purtroppo per noi ci sono tutte le condizioni di una partita complicata. Buonasera a tutti. Per il pre-partita di Sarzana contro Pumas Viareggio, una partita che non è mai facile contro una squadra sempre in forma, con una rosa molto ampia. Sarzana che però nelle prime di campionato ha dimostrato ottime prestazioni, nonostante i risultati che sono stati dall'esito negativo, diciamo, ma non per il gioco della squadra che si è sempre fatta trovare con buone giocate durante l'arco di tutte le partite che abbiamo visto, anche l'ultima contro il Prato. Qual è la sua opinione sull'inizio della squadra in questa stagione? No, bene, io sono molto contento, sono molto fiducioso, stanno crescendo veramente bene. È un cambio di gioco sicuramente in 2 mesi, un mese e mezzo, che è quello che stiamo giocando, che abbiamo allenato. Non si possono fare dei miracoli, però veramente i ragazzi hanno preso un compromesso importante. Sicuramente ci manca vincere una partita per alzare un po' il morale, però intanto stanno giocando, a me mi piace, ci sono dei vizi che ancora dobbiamo levare, stanno facendo bene, sono molto contento e molto fiducioso. Dalla partita di questa sera, nello specifico, cosa si aspetta dalla sua squadra e di tutta risposta dal Pumas Viareggio? Diciamo della mia squadra cercare di continuare a fare lo stesso e continuare a sommare dei minuti tanto i ragazzi come i più grandi, basicamente ragionare sullo schema, sulle strategie che stiamo facendo normalmente, continuare su quella strada che credo che è il giusto. E poi Pumas, sono 3 anni che sono tornato all'hockey italiano, e gioca, è una squadra abbastanza quadrata, gioca sempre al solito, fa sempre il solito gioco, quindi speriamo bene, dovremo prendere le misure subito e non darle il contropiede. È una squadra interessante, di tutto rispetto sicuramente, sono tanti anni che giocano insieme, quindi per noi sarà una prova importante oggi.
Queste le parole dei due mister nel pre-partita, due squadre che vanno a affrontarsi questa sera. Hanno offerto grande spettacolo nelle passate stagioni, come ben detto da entrambi gli allenatori. Tanto le squadre sono già entrate in pista. Questa sera il Sarzana con la sua divisa bianca, Pumas Viareggio con la sua tipica divisa rossa e verde. È tutto pronto, andiamo a leggere rapidamente le formazioni delle due squadre. Ecco che le vedete in sovrimpressione per il Sarzana con il numero 21, il primo portiere Alex Petenuzzo, numero 6 Thomas Pistelli, numero 8 Giampiero Andreani, numero 9 Carlo Vanello, 13 Alessandro Ungari, 18 il capitano Matteo Pistelli, 24 Lorenzo Angeletti, 77 Alessio Lavaggetti, 79 Mirko Tognacca, 90 Edoardo Stefanucci, allenatore José Vianna. Per il Viareggio invece il primo portiere Thomas Mechini, 79 Elia Cardella, numero 7 Matteo Marchetti, numero 19 Simone Bigatti, numero 35 Oscar Mora, 74 Giovanni Pesavento, 78 Nicolas Pezzini, numero 87 Francesco Carrieri, 99 Giuseppe Olivieri, 16 secondo portiere Gabriel Daltorione, allenatore Mirko Bertolucci. Le squadre sono già schierate in pista. Prima pallina questa sera per il Pumas Viareggio. Ecco che arriva il fischio dell'arbitro, inizia la partita. Questa prima palla in avanti per il Pumas da parte di Pezzini, che però non va a buon fine, ben recuperata dal capitano del Sarzana, che però guida un contropiede che diciamo che ha vita breve. Già recuperata la palla dai viareggini. Eccolo Pezzini con la pallina, scambio con Mora, il tiro di Mora da lontanissimo, non trova però la porta qui il numero 35 viareggino. Può ripartire allora il Sarzana dopo questo ultimo tentativo dei rossoverdi. Eccolo Angeletti con la pallina, cambio di direzione, c'è per Pistelli, si torna da Angeletti, intanto si fanno vedere là davanti Tognacca e Ungari. Il tiro di Pistelli, pallina recuperata dal Viareggio, potenziale contropiede gestito da Marchetti, però decide di tornare indietro da Pezzini, ancora Marchetti in avanti per Mora. Pallina al capitano, ora Carrieri, ancora Mora, bel possesso palla qui dei viareggini in cerca dello spiraglio giusto per un bel tiro per ferire il Sarzana, però la difesa è abbastanza ben serrata. Eccolo il tiro dei viareggini, sporcato dalla stecca di Tognacca. Può ripartire con calma il Sarzana. Ecco Ungari che cede pallina a Pistelli. Ora in avanti per Tognacca, spintonato, riesce però a mantenere il possesso palla il 79 rossonero. Ecco che cede ora Angeletti, Pistelli. Il blocco di Angeletti permette a Pistelli di proseguire sulla fascia. Ancora possesso palla di Pistelli, tenta l'ottimo alza e schiaccia, però non riesce a concludere bene questa giocata. Era una grande occasione anche per lo spazio che si era ben creato, lasciando indietro il difensore. Peccato qui per l'occasione sfumata del capitano del Sarzana. Intanto un'altra occasione dei rossoneri, questa volta di Tognacca. C'è però il primo fischio dell'arbitro, arbitro che questa sera a dirigere l'incontro è Simone Brambilla da Monza Brianza, suo arbitro ausiliario Matteo Righetti dalla provincia di La Spezia. Tanto abbiamo appena visto la conclusione da tutt'altra parte del Pumas Viareggio, che però non riesce a superare Alex Petenuzzo. Può ripartire allora il Sarzana. Qui non si intendono bene Angeletti e Pistelli, però riescono i giocatori sarzanesi a mantenere il possesso palla. Il no look, Tognacca cede a Ungari, adesso di nuovo da Pistelli, sfruttando la balaustra per andare da Angeletti. È altissimo il pressing dei viareggini. Qui il passaggio lungo di Angeletti verso Tognacca, difficile però mantenere una pallina un po' sporca. Allora può ripartire bene il Viareggio con Marchetti che cede a Carrieri, là in mezzo riesce a mantenere il possesso palla il numero 87. Ora Marchetti non controlla bene, però c'è Carrieri là davanti che trova un bel tiro di rovescio. Carrieri, il giocatore mancino, facile che destabilizzi il difensore e anche il portiere da quelle posizioni frenetiche. In effetti si gira
verso destra e tira di rovescio, una conclusione che non ti aspetti. Riesce però Petenuzzo a coprire bene. Qua la conclusione di Tognacca, gli cade addosso Carrieri e c'è intanto il contropiede da tutt'altra parte. Ben recuperata la pallina da Pistelli, ripartenza del Sarzana, gran tiro, intanto la porta è ancora fuori dalle linee. Ecco che viene sistemata dal portiere Viareggino. Contropiede ora proprio del Viareggio da tutt'altra parte. Mora sulla fascia Oscar Mora, ora da dietro porta riesce a far arrivare questa palla là dietro dal capitano Marchetti. La lancia lontanissimo Marchetti, onde evitare lo scadere dei 5 secondi. Riparte allora con calma il Sarzana. Ungari pressato da ben 2 giocatori. Riesce a mantenere il possesso palla in diagonale verso Pistelli. Si gira e tira benissimo Pistelli, ma non trova la porta. Qui il tentativo del ribattuta di Angeletti, che però viene trascinato a terra. Non c'è fallo secondo il giudice di gara. Tanto contropiede da tutt'altra parte, tutto un avanti e indietro questa gara, un ribaltamento continuo di fronti. Sono appena passati i primi 4 minuti e mezzo. Siamo praticamente mai fermati. Ecco il tiro di Tognacca che però trova un preparatissimo Mecchini. Eccolo il tiro anche di Pistelli, prende in pieno le gambe di Pezzini. Si intendono subito i due, ovviamente l'intento non era quello, ma voleva essere direzionato verso la porta. In ogni caso c'è l'interruzione del giudice di gara, Viareggio che ripartirà con il possesso della pallina. Intanto qui il portiere viareggino Thomas Mecchini che si dà un attimo una sistemata ai guantoni. Ecco fatto, pronto il portiere, si può ripartire. Carrieri dietro per Pezzini, ancora Pezzini. Il tiro potente del viareggino, però ben parato da Petenuzzo che con il pattino rinvia. Intanto però è già ripartito il contropiede viareggino. Eccolo Carrieri, atterrato da Ungari che alza subito le mani. È fallo di squadra il giudizio del direttore di gara. Primo fallo di squadra di questo incontro commesso dall'Hockey Sarzana. Ripartito subito il Viareggio con questo tiro potente, tenta anche il rimpallo fortuito qui Carrieri che però non trova lo spiraglio giusto, copre bene Alex Petenuzzo. Ancora sullo 0-0 dopo 5 minuti e 23 di gioco. Appena battuto l'ingaggio a 2, vinto dal Pumas Viareggio che prosegue nel suo possesso palla. Marchetti dietro porta il capitano viareggino, sfrutta la palla ultra per andare da Mora. Eccolo Mora che però termina i secondi a disposizione. Può ripartire allora con calma il Sarzana. Ancora niente sostituzioni per le due squadre, siamo ancora con i quintetti titolari. Pallina giocata subito da Tognacca verso Angeletti che ha qualche difficoltà a superare la doppia marcatura. Mora riesce a recuperare pallina, contropiede del Viareggio in superiorità numerica, ma ecco che rientrano subito i due giocatori là davanti, Angeletti e Tognacca, proprio loro che si avventano sulla pallina, su Mora, e ottengono un ingaggio a 2. Ingaggio a 2 un po' confuso, riesce a recuperare la palla Pezzini. Ora Carrieri proprio verso Pezzini, là a tagliare tutta l'area di rigore, però non riescono a concludere i giocatori di mister Bertolucci. In ogni caso ecco che arriva il secondo fallo di squadra di questa partita, ora questa volta commesso dal Pumas Viareggio. Sulla pallina c'è Angeletti, insieme a lui Pistelli, là davanti tentano di farsi vedere Tognacca e Ungari. Ungari marcatore più in forma dell'Hockey Sarzana, almeno finora, 4 le reti per lui nelle prime 3 partite di Coppa Italia. Ha visto una doppietta proprio nell'ultima partita contro il Prato. 2 gol importanti che
hanno concesso al Sarzana anche di arrivare in una posizione di vantaggio, una situazione di vantaggio, poi non sono riusciti ad evitare la disfatta. Alla fine il risultato finale 5-7 contro il Prato. Ciononostante mister Vianna si è dichiarato molto soddisfatto della prestazione dei suoi. Tanto il Viareggio che è là davanti in un praticamente 2 contro 2, ma ecco che torna indietro Carrieri e fa ricompattare la squadra. Si torna al classico 4 contro 4. Ecco Mora sulla fascia contro Angeletti. Il duello tra i due, la alza e schiaccia di Mora, ma blocca bene Pettenuzzo. Copre bene il palo il portiere rossonero. Si ripartirà dunque da un ingaggio a 2. Ci si propone Capitan Pistelli contro Carrieri. Ancora una volta la pallina è recuperata dal Viareggio, ma allontana benissimo Angeletti. Non riesce però a superare Mora in velocità. Allora ecco il Pumas Viareggio che riparte, ben bloccato da Pistelli, contropiede del Sarzana, è un 3 contro 2. Angeletti tenta il passaggio di ritorno verso Pistelli, ma c'è la stecca di Mora a bloccare tutto. Ungari! Che tiro di Ungari! Potentissimo da molto vicino, non riesce a trovare la porta, non riesce a trovare il secondo palo. L'occasione probabilmente più eclatante vista finora in tutta la partita. L'ha avuta Alessandro Ungari, peccato per questa buona occasione. Era partito veloce il Sarzana, un 3 contro 1 che poi è diventato 3 contro 2. Non siamo riusciti a concludere con correttezza. Ecco un'altra potenziale occasione. Ancora una volta il Sarzana non riesce a concludere. Tognacca contro il pressing di Carrieri. Cessione ora per Pistelli. Si fa vedere là davanti Tognacca. Eccolo il passaggio per lui a deviare tutto. Però il pattino di Carrieri. Intanto il fallo di squadra un'altra volta per il Sarzana. Riparte subito allora il Viareggio. Tutto si fa sentire l'epia voce di mister Vianna in tutto il palazzetto. Tira al possesso palla lungo la fascia del Viareggio. Pumas Viareggio che esegue il suo primo cambio. Eccolo che è appena entrato Bigatti. Fa vedere sulla fascia Bigatti. Cede per Marchetti. Dietro per Carrieri. Velocissimo Carrieri. Il rovescio accompagnato di Carrieri. Ora il rimpallo di Bigatti che doveva essere un tiro, ma in realtà attraversa tutta l'area. Non riesce a trovare la porta. Ecco però da tutt'altra parte l'Hockey Sarzana. Angeletti! Spazza bene Angeletti, ma non riesce a eseguire un tiro efficiente. Commette anche un fallo di squadra. Intanto il giudice di gara che va a chiarirsi anche con mister Vianna. C'è una ammonizione verbale per l'allenatore sarzanese. Ed arriva in questo momento anche il primo cambio dell'Hockey Sarzana. Fuori Alessandro Ungari, al suo posto Lavagetti. Anche Lavagetti autore di una splendida gara contro il Prato, elogiato anche proprio dal mister per la prestanza nei minuti giocati. Non è praticamente mai uscito. Eccolo Lavagetti, finta il tiro, Pistelli tenta il passaggio da tagliare tutta l'area di rigore per arrivare ad Angeletti, non riesce però. Intanto il tiro potente questa volta di Carrieri da tutt'altra parte. Era una situazione di superiorità numerica per il Viareggio che non è riuscito a sfruttare. Ecco che arriva però il fallo di squadra, questa volta commesso dal Pumas. Mura sul Capitan Pistelli. Ok, Sarzana che oggi soffre sicuramente l'assenza di uno dei suoi pilastri in questa formazione, senza di Alessandro Perroni. Ciononostante la squadra sta giocando con un ritmo importante, si è resa molto pericolosa finora. Ecco che arriva intanto il terzo fallo di squadra anche per il Pumas Viareggio. Siamo in pari adesso anche per i falli di squadra. Già battuto da Tognacca, c'è da Lavagetti, scusate. Buona la finta per Lavagetti che commette però il fallo. Può ripartire il Pumas Viareggio dopo quest'altra sostituzione. Ecco che esce Carrieri, al suo posto per la prima volta questa sera Ilia Cardella. Già battuto il Pumas Viareggio. Mora
là davanti, bello il passaggio per Marchetti che però non riesce a colpire al volo. Gestisce la palla ora Cardella, il festidito dal rispettivo numero 79 Mirko Tognacca. Pallina viene mantenuta dalla formazione Viareggina. Marchetti là davanti verso Cardella, il tiro da fuori di Mora che non riesce però a trovare la porta. Il duello tra Bigatti e Lavagetti, vinto qui da Lavagetti dopo essersi rialzato al volo. Può ripartire il Sarzana. Pistelli vola a terra dopo la stecca di Cardella. C'è il quarto fallo di squadra commesso dai rossoverdi. Allora Lavagetti in avanti per Angeletti, fastidito da Cardella. Si aggiunge alla marcatura anche Marchetti, cerca Lavagetti di far arrivare con una mano questa pallina a Tognacca, ma il capitano Viareggio non riesce a recuperare bene. Allora Cardella, tanto spazio per lui, il tiro di piatto potente, anche deviato, però riesce a parare bene con il guantone destro Pettenuzzo. Pallina ben recuperata dal Sarzana con Pistelli che invita i suoi a muoversi bene anche senza palla. Recuperata bene la pallina dai viareggini, ma c'è subito il controrecupero sardanese. Angeletti a gestire il possesso palla. Ora Tognacca, Lavagetti, il rovescio di Lavagetti, però raso terra, stoppa bene quasi come un passaggio Mora ed esegue anche il tiro. Ben parato con il pattino questa volta da Pettenuzzo. Sarzana che non sta trovando gli spazi offensivi che è riuscito a trovare nei primi minuti di gioco. Sta attaccando probabilmente un po' meglio in questo frangente il Pumas Viareggio. Ecco che può subito rifarsi il Sarzana. Angeletti ora per Tognacca, Lavagetti dentro l'area di rigore. Lavagetti si allarga un po' troppo, nessun problema per proteggere il primo palo per Thomas Mechini. Riparte allora con calma il Viareggio. Ecco che arriva un'altra sostituzione, sta cambiando tutti i giocatori mister Bertolucci. È entrato Pesavento al posto del capitan Marchetti. Ecco che gestisce il possesso palla ora il Sarzana. Lavagetti, questa palla in avanti verso Angeletti, ora ben recuperata dal Viareggio. Il tiro di Pesavento, para con il casco questa volta Pettenuzzo. Sarzana che se la sta rischiando certamente un po' troppo in questi momenti di gioco. Troppi tiri, troppe occasioni regalate ai viareggini, ma intanto il possesso palla adesso è dei rossoneri. Tognacca, pochi compagni da servire là davanti, allora si torna indietro per Pistelli, cerca di prendere velocità Matteo Pistelli, ora indietro per Lavagetti, pressing di Mora. Lavagetti è costretto a tirare in avanti verso la balaustra, ma raccoglie bene Bigatti, allora il contropiede dei viareggini. Bigatti torna indietro verso Cardella, blocco di Pesavento, il tiro di Cardella, anche la respinta di Mora, ma c'è il fallo commesso dai viareggini e primo time out della gara chiamato dal Pumas Viareggio. Tanto i risultati in diretta delle partite di oggi per la Coppa Italia della 2 stanno giocando Correggio Modena ancora sull'1-1, mentre sempre parlando del girone A, Mirandola Scandiano finita 6-4 per lo Scandiano. In questo momento stanno giocando in A2 sempre Coppa Italia anche Valdagno e Roller Bassano, 1-0 per il Roller Bassano. Per quanto riguarda il nostro girone SPV Viareggio, che ieri ha battuto 5-1 il Prato che quindi si ritrova a soli 3 punti in classifica, frutto dell'unica vittoria in questa Coppa Italia proprio contro il Sarzana. SPV invece ha 6 punti, frutto di vittorie contro Sarzana e Prato. Classifica vede il Camaiore che in questa giornata si riposa a 12 punti, solo vittorie per Rotellistica, 4 su 4 per l'appunto. Pumas Viareggio invece ha 6 punti, di vittoria contro SPV e Prato e della sconfitta con il Camaiore. Suona la sirena, richiamate in pista le due squadre che non hanno visto sostituzioni né da una parte né dall'altra. 11 minuti e 52 secondi al termine del primo tempo, siamo ancora sullo 0-0, ma i ritmi sono altissimi, risultato che potrebbe aggiornarsi da un momento all'altro.
Ecco che ha già battuto il Sarzana, Matteo Pistelli, questa palla lunghissima verso Tognacca che però non riesce a controllare bene, ma il Sarzana ha già recuperato, ecco pallina proprio per Mirko Tognacca, il tiro di piatto di Tognacca sul pattino di Mora, respinge quindi ma la pallina è ancora in possesso dei rossoneri. Matteo Pistelli, fa vedere Tognacca là davanti ma la pallina è in avanti, sporcata da Bigatti, allora recuperata da Cardella. Viareggio che può gestire il possesso palla. Pesavento dietro per Cardella, Mora, tiro di piatto di Mora e deviazione, la palla finisce dentro ma il tiro è a campanile, un po' troppo alto, troppo alta la schiacciata di Bigatti che effettivamente ha buttato la palla in porta ma l'ha colpita un po' troppo alta, sopra la traversa sicuramente. Nulla di fatto per quest'ottima occasione del Pumas Viareggio. Allora contropiede dato d'altra parte per il Sarzana, la pallina è verso Tognacca, adesso Angeletti che non riesce a gestire bene, c'è il recupero di Pesavento che ora gestisce il contropiede. Dietro per Mora, ora Cardella, cambio con Pesavento, intanto è alta la difesa del Sarzana. Il tiro potente di Cardella, ma a rispondervi una buona parata con il guantone destro di Pettenuzzo. Qui inciampa malissimo il Capitan Pistelli, grandissima occasione del Pumas Viareggio, ma riesce a coprire bene ancora una volta Alex Pettenuzzo. Si salva qui il Sarzana. Ha ora la possibilità di gestire il gioco un po' più avanti. Non riesce però quest'ultimo passaggio, attimi molto confusi, continuano a perdere la pallina le due squadre, ad averla ora il Sarzana con Lavagetti, alza e schiaccia per dribblare di Lavagetti che supera bene Mora ma non riesce a concludere in porta. Ora il tiro di Bigatti che però trova ancora una volta la risposta di Pettenuzzo, gran dribbling di Tognacca che ora vola in area. L'arbitro non ha dubbi, è una simulazione in area quella di Tognacca. Tanto suona la sirena, ecco che arriva la munizione verbale e fallo di squadra per Mirko Tognacca. Intanto suona la sirena, un altro time out, questa volta chiamato dal Sarzana. 9 minuti 43 secondi. Abbiamo visto la rete effettivamente del Pumas Viareggio, poi annullata per pallina alta, poi queste due belle occasioni, prima di Lavagetti poi di Cardella. Tognacca. Ecco qui rivediamo Tanto la spazio rete per lui, il tiro annullata. di piatto potente, anche deviato. No, Blocco di Pesavento, il tiro no, di Cardella. Mora, Tiro di ultime piatto di occasioni. Mora e deviazione. Mora, Tiro di piatto di Mora e questa è la deviazione rete annullata. con Deviato il Lavagetti, tiro alza e e schiaccia per dribblare di poi Lavagetti con che la supera bene. stecca molto morbida la deviazione di Bigatti. Troppo alta però la stecca, chiaramente. Si ripartirà dopo questo fallo di squadra commesso da Tognacca per simulazione. Mirko Tognacca e Lorenzo Angeletti, che ricordiamo hanno esordito anche nel campionato di Serie A1 ieri sera. Partita che ha visto il Sarzana affrontare il Lodi, terminata 2-1. I due giocatori classe 2005 e 2006 che hanno giocato diversi minuti dopo l'espulsione di Rubio hanno sicuramente dimostrato una buona prestazione. Intanto è ripartita la gara qui con il Pumas Viareggio. Vediamo che ci sono sostituzioni da parte dell'Hockey Sarzana, non da parte del Viareggio, ma per il Sarzana appena entrato Andreani al posto di Matteo Pistelli. Gestire la pallina il Pumas Viareggio con Bigatti, sedea Cardella, ora Pesavento, Mora, scambio con Pesavento, il tiro di piatto di Pesavento, para con il pattino Pettenuzzo. Può ripartire allora il Sarzana, Lavagetti, là davanti si vanno a vedere i compagni di squadra molto lontani. Terminano i secondi per Lavagetti. Terminano i secondi per il Sarzana per superare la metà campo. Allora si riparte con il possesso palla per il Viareggio.
Viareggio che batte in avanti per Bigatti. Ora Mora, unico giocatore ancora non sostituito del Pumas Viareggio. Eccezione fatta ovviamente per il portiere. La palla all'indietro per Cardella che termina nei 5 secondi. Riparte allora il Sarzana, ancora una volta azione conclusa con lo scadere dei 5 secondi. Rossoneri là davanti a battere Andriani per Angeletti, all'indietro per Lavagetti, il tiro di piatto di Lavagetti, scusate, di rovescio di Lavagetti che però non trova la porta. Occasione che termina con un nulla di fatto, ma la pallina è ancora per il Sarzana. Mirko Tognacca, finta il piatto Tognacca, su di lui il pressing di Pesavento, allora si va da Lavagetti, la finta di Lavagetti, il tiro di piatto un po' troppo alto sopra la porta. Pallina che termina fuori proprio dalla pista, difficile da recuperare, credo che dovrà usufruire della pallina di riserva. Eccola qua, appena recuperata la pallina di scorta. Si dovrà ripartire dal possesso palla dei viareggini. 8 minuti 17 secondi al termine del primo tempo, siamo ancora sullo 0-0. Sulla pallina Cardella per Mora. Il passaggio di ritorno verso Mora però un po' impreciso. Ecco che scadono i 5 secondi a disposizione del Viareggio. Può ripartire il Sarzana da posizione interessante lì dall'angolo basso dell'area viareggina, già battuto dai rossoneri. Palla all'indietro per Tognacca, buono lo spazio che si crea, Mirko Tognacca sulla fascia, ora passaggio all'indietro per Lavagetti, finta il rovescio, Lavagetti costretto ad andare da Andreani. Veloce qua il numero 8 sarzanese, un altro passaggio per Andreani, un po' troppo forte, alla fine a raccogliere questo è Tognacca. In mezzo a due Mirko Tognacca, all'indietro per Lavagetti, intanto a terra Tognacca ma è tutto regolare, c'è anche il vantaggio dei rossoneri. Andreani, l'indietro per Lavagetti, ora palla in avanti per Angeletti, palla, passaggio laterale per Tognacca, c'è però il fallo di squadra commesso dal Sarzana, fallo di squadra numero 5, stesso numero di falli per il Pumas Viareggio. Si dovrà ripartire dopo questo fallo di squadra. Ecco che ha battuto il Viareggio. Difesa del Sarzana molto larga, molto pressante. La marcatura dei giocatori. Ecco che si schiaccia un po' di più quando la pallina è là davanti, anche dietro la porta. Pesavento, tenta in mezzo a due. Poi c'era la pallina verso Mora, velocissimo Mora, il tiro di piatto. Ottima la copertura di Petenuzzo, ma un'altra conclusione di Mora e la seconda conclusione sul rimpallo. Ma c'è la doppia parata di Alex Petenuzzo, miracoloso qui il nostro portiere che tiene vivo il Sarzana. Intanto rientra Ungari al posto di Andreani. Palla all'indietro a Lavagetti grazie anche all'aiuto di Petenuzzo. Gestire ora la pallina Tognacca, infastidito da Bigatti. Non riesce a eseguire bene il passaggio Tognacca, allora la pallina che va verso Cardella. Mora, ancora Cardella, il rovescio di Cardella, bello accompagnato dal limite dell'area, tiro che però rimane basso, para bene con i gambali Petenuzzo. Ora questa palla in diagonale all'indietro verso Ungari che deve gestire il contropiede. Lavagetti, Angeletti, ora Tognacca là dentro all'area che riceve un'ottima pallina da Angeletti, non riesce a concludere bene, non riesce né a tirare al volo né tantomeno a trovare il rimpallo giusto. Gran peccato per l'Hockey Sarzana, ma ora un'altra occasione per i rossoneri, vola a terra Tognacca, stavolta c'è il fallo di squadra commesso da Mora. Vuole ribattere subito qui il Sarzana, l'arbitro che però invita i giocatori rossoneri al fischio dell'arbitro, per attendere il fischio dell'arbitro per ricominciare. Intanto c'è bisogno della sistemazione della pista, delle condizioni della pista dopo la caduta di Tognacca.
6 minuti 2 secondi al termine del primo tempo, risultato ancora da sbloccare. Non sono mancate però le occasioni da parte di entrambe le squadre. Ecco sistemate le condizioni della pista. Si riparte dal Sarzana, là davanti Angeletti e Ungari. Ecco già battuta la punizione. Tognacca chiede a Lavagetti, si va ora da Tognacca, davanti per Ungari, ora Lavagetti, Angeletti, ora Ungari. Non riescono però a scambiare bene con l'ultimo passaggio. Il contropiede del Viareggio non riesce qua, incredibile Pesavento con l'alza e schiaccia solo contro Pettenuzzo. Para bene ancora una volta il portiere classe 90, scusate, classe 2003. Stato il contropiede, la conclusione quindi Tognacca trova la buona risposta di Mechini. Tognacca che subisce la doppia marcatura, contropiede del Pumas Viareggio in superiorità numerica, in 3 contro 2, altissima la pressione di Ungari a bloccare Bigatti. C'è però il fallo di squadra commesso proprio dal viareggino numero 19. Qui Tognacca sbaglia la punizione. Gran tiro di Cardella che per poco non trova la rete nonostante la deviazione di Pettenuzzo. Ancora una volta ci salva il portiere. Ripartenza allora del Sarzana. Ungari, gran gesto tecnico di Ungari che va a liberarsi, ma c'è la doppia marcatura su di lui. Nonostante questo riesce a mantenere il possesso palla. Alla fine l'arbitro fischia e chiama l'ingaggio a 2. Ecco che c'è il fischio dell'arbitro e time out. Terzo time out della gara chiamato dal OK Sarzana. Quattro minuti e 3/4 al termine del primo tempo. Sarzana sui 5 falli di squadra commessi contro i 7 commessi dal Pumas Viareggio. Ecco che vediamo il Pumas che effettua qualche cambio. Rientrano in pista per l'appunto Capitan Marchetti e il vice capitano Nicolas Pezzini. Cambi anche per il Sarzana, fuori Tognacca, al suo posto rientra Capitan Pistelli. Tognacca che ha fatto bene negli ultimi minuti, ha tenuto qualche ottima occasione per il Sarzana, non è riuscito però a trovare la freddezza giusta sotto porta per concludere a dovere. Intanto a chiarirsi il giudice di gara insieme a Ungari dopo l'ultima occasione in cui Ungari voleva qualcosa di più di un ingaggio a 2. Sembra che però dovrà accontentarsi. Dunque ingaggio a 2. Sul punto di battuta proprio Ungari e dall'altra parte sembra Pesavento. Compagni di squadra di Ungari che rimangono molto arretrati. Ecco che si avvicina anche Angeletti. Fischio dell'arbitro. Pallina ottenuta da Ungari che subisce di nuovo la doppia marcatura. Recupera palla bene Pesavento. Su di lui il pressing di Capitan Pistelli. Pesavento però mantiene palla in avanti per Cardella. Lo scambio con ancora Pesavento. Scambio con Marchetti. Quello Pesavento. Ancora Marchetti. Gira e va da Pezzini che però non raccoglie bene. Allora raccoglie il suggerimento Cardella. Pezzini, tiro di piatto da molto lontano, non riesce a accumulare molta potenza, però copre bene ancora una volta Pettenuzzo. Ripartenza allora del Sarzana, c'è Ungari che scambia con Lavagetti. Terminano però ancora una volta i secondi per il Sarzana. Batte quindi subito il capitano viareggino Marchetti. Cardella, ancora Marchetti. È veloce Marchetti nei movimenti. C'è la pallina a Cardella, ancora Marchetti. Pesavento. Cambio con Cardella, indietro per Pesavento. Attende il momento giusto per infierire qui il Pumas Viareggio. Il varco giusto in cui inserirsi. Con Pesavento, questa palla in mezzo, ottima per Pezzini che però riesce a trovare in effetti il tiro, un bel rovescio da posizione estremamente ravvicinata, para bene ancora una volta
Alex Pettenuzzo. C'è però per trattenuta il fallo di squadra di Lorenzo Angeletti. Fallo di squadra numero 6 per i rossoneri. Si ripartirà allora dal Pumas Viareggio. C'è Marchetti sulla pallina. Ecco che c'è riappesamento. Scambio con Marchetti. Velocissimo sull'altezza della metacampo. Rimane praticamente sempre lui da ultimo uomo, il capitano viareggino. Tanto là davanti si muove bene Cardella. Bella palla verso Pezzini, però interrompe Pistelli. Il contropiede dall'altra parte di Ungari. Bello, riesce a trovare anche il tiro. Para però bene il portiere viareggino. Intanto dall'altra parte Pezzini che esegue un tiro estremamente potente, ma troppo alto sopra la traversa. Riparte allora con calma il Sarzana. Ungari là davanti per Angeletti. Tiene bene il possesso palla Angeletti. Ora all'indietro verso Lavagetti. Il tiro potente di Lavagetti, direzionato magistralmente. Era veramente un gran bel tiro. C'è l'ottima parata a rispondere di Thomas Mechini. 2 minuti e mezzo termine del primo tempo, ancora sullo 0-0 nonostante le tantissime occasioni che abbiamo visto anche in questi ultimi istanti. Ecco Pistelli, velocissimo sulla fascia, riesce a entrare in area, poi viene buttato a terra qua Matteo Pistelli dal rispettivo capitano viareggino. È tutto regolare secondo il giudice di gara Brambilla. Si prosegue allora con il gioco offensivo del Viareggio. Pezzini indietro per Cardella, intanto c'è il blocco di Pesavento, il tiro di Cardella, ma para bene Pettenuzzo, la pallina è ancora lì con Marchetti che cade proprio in mezzo all'area, non riesce a concludere bene. Ancora il Viareggio là davanti pericoloso, ma c'è il contropiede del Sarzana, quella pallina là davanti per Angeletti, la pallina buonissima per Ungari che la manda verso la porta. Non è preciso però il nostro numero 13, pallina che non riesce ad arrivare verso una porta sgombera del portiere che era per l'appunto fuori posizione. Nulla di fatto ancora una volta sia per l'Hockey Sarzana che il Viareggio in quest'ultima occasione. Palla in avanti ora proprio per Ungari, all'indietro verso Lavagetti, finta il tiro Lavagetti e poi esegue il rovescio, pallina che finisce altissima. Nulla di fatto per questa occasione sarzanese, non si fanno vedere bene i compagni di squadra. Può ripartire allora il Viareggio dall'altezza praticamente della metà campo. Deve attendere il fischio Capitan Marchetti, ecco che arriva, fischio dell'arbitro, si riparte. Pesavento, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Marchetti cambia tutto per andare da Pezzini. Cardella molto largo, il gioco a centrocampo viareggino. Pallina verso Cardella, si fa vedere sempre là dietro Marchetti, è una costante della difesa del Viareggio. Contropiede viareggino, Cardella, questa palla verso Pesavento, ancora il recupero di Cardella, ma la parata è in tuffo di Pettenuzzo, il contropiede ancora del Viareggio, ma un'altra parata del portiere. Tiene vivo il Sarzana, un altro tiro con deviazione, però la deviazione manda la pallina lontana dalla porta. 30 secondi al termine. Angeletti in avanti verso Ungari, ancora Angeletti sulla fascia in mezzo all'area. Ungari, il tiro, anzi passaggio di Angeletti verso Ungari che però non riesce a colpire bene. Era una grande occasione. Contropiede ora del Viareggio, Pesavento, scambio con Cardella, dall'altra parte libero Pezzini, c'è il tiro potente di Cardella ma un'altra parata di Pettenuzzo. Allora 6 secondi al termine. Qui pallina che finisce altissima, rimbalza lassù tra le luci del palazzetto. Pallina alta, questa volta deviata dal Viareggio, mancano 2 secondi 87 centesimi al termine. Sembra che ci sarà un ingaggio a 2 da centrocampo. Fischio dell'arbitro, ingaggio vinto dal Sarzana. Termina così il primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, tantissime occasioni per entrambe le squadre. Agli ultimi istanti è stato eclatante il bombardamento dentro l'area sarzanese, nonostante tutto Pettenuzzo, grandissima prestazione almeno finora, grande sfortuna anche degli attaccanti del Sarzana là davanti, che qui è mancata la freddezza giusta per concludere a rete. In ogni caso ci rivediamo tra
pochi minuti per il secondo tempo di questa vincente partita. A tra pochissimo.
Eccoci ben ricollegati al Palasport Giuliano Tori per quinta giornata di Coppa Italia Serie A2, Sarzana contro Pumas Viareggio. Siamo sul risultato fermo, siamo sullo 0-0 dopo questo intrigante, molto interessante primo tempo. Le squadre, nonostante quello che può far sembrare il risultato, hanno avuto grandi opportunità, grandi conclusioni da entrambi i lati. Sarà il Sarzana a far ricominciare il gioco. Ecco che c'è il fischio dell'arbitro, prima pallina per il Sarzana, azione che va a concludersi con il tiro potente da lontano di Pistelli. C'è già il contropiede però del Pumas Viareggio, il contropiede gestito da Mora che esegue effettivamente una trattenuta. C'è però il vantaggio per il Sarzana, gestire il possesso palla Lavagetti, là dietro si fanno vedere Pistelli e Angeletti, scusate, Pistelli e Tognacca. Eccola la pallina per Angeletti là davanti, che riesce a tirare anche praticamente da terra, pallina che ripartirà dal Viareggio dopo l'irregolarità del Sarzana. Pumas Viareggio che riparte con Marchetti, Pezzini, Mora e Carrieri, in porta sempre Thomas Mechini. Eccolo con la pallina Oscar Mora, che non ha mai abbandonato il campo, almeno finora. Numero 35 Viareggino, il tiro di Mora, deviazione pericolosa qui di Capitan Pistelli. Eccolo che gestisce la pallina capitano rossonero, la manda in avanti verso Tognacca. Angeletti dietro la porta del Viareggio, deve gestire la pallina il numero 24 rossonero, in mezzo per Tognacca che non trova il tempo giusto per il tiro al volo. Riparte allora il Viareggio, c'è il fallo però su Pezzini, batte subito il Viareggio, però deve attendere il fischio dell'arbitro. Ecco che si intendono Mora e il giudice di gara. Si ripartirà dopo il fischio dell'arbitro Brambilla. Ecco che arriva il fischio, è ripartito il Viareggio, quindi l'ultimo uomo Mora deve gestire la pallina, là davanti si fa vedere il capitano Marchetti, la deviazione di Marchetti, bella qui, manda però la pallina alta sopra la traversa, il tiro era bello pulito. C'è questa volta il fallo di squadra commesso da Angeletti proprio sul capitano viareggino. Ecco che batte qui il Viareggio, Pezzini dietro per Marchetti, Mora, fastidirlo c'è Angeletti che recupera questa buona pallina, fa ripartire il Sarzana, però non riceve bene Mirko Tognacca. Recuperata la pallina allora dal Viareggio, ma lottano qui Tognacca e Pezzini per il possesso palla, a spuntarla è Lavagetti, il tiro di Angeletti. Ancora con il possesso della pallina qui la squadra rossonera. Pistelli cede ora all'ultimo uomo Mirko Tognacca. Buone le finte di Tognacca che si allontana bene, scadono però i secondi per lui per terminare l'azione. Ripartirà allora il Viareggio da oltre la metà campo. Eccolo Mora che cede a Pezzini, scambio con Carrieri, si fa vedere là davanti, ora molto più offensivo nel gioco il capitano viareggino che nel primo tempo praticamente rimaneva sempre da ultimo uomo. Si fa vedere ora anche là davanti. Tanto recupera la pallina il Sarzana, però c'è il fallo di squadra su Carrieri che rimane fermo a terra. Da capire il colpo subito qui dal viareggino Francesco Carrieri. In ogni caso fallo numero 8, fallo di squadra commesso dal Viareggio contro i 7, scusate, che numero 8 commesso dal Sarzana contro i 7 commessi dal Viareggio, gli stessi 7 commessi nel primo tempo, dopo 2 minuti e mezzo di gioco ancora senza falli di squadra commessi. Ecco che si riparte, Pezzini, fa vedere Mora dall'altra parte, ma Pezzini sceglie di cedere a Marchetti. Eccolo Marchetti con il possesso della pallina, per lui la marcatura di Pistelli, allora capitano viareggino cede a Pezzini. Mora, cambio di direzione di Mora, ma si intromette bene in mezzo ai due difensori sarzanesi. Qui il blocco di Pezzini consente a Mora di mantenere il possesso palla. Marchetti, palla in avanti verso Carrieri, è un po' imprecisa, va a finire dietro la porta sarzanese.
Sarzana che riesce allora a recuperare bene la pallina. Lavagetti si fa vedere là davanti intanto Angeletti, ma Lavagetti va da solo. Eccola la cessione verso Lorenzo Angeletti. In avanti, qui tenta la direzione Tognacca. Eccola ancora l'opportunità di Mirko Tognacca, ma c'è il rigore netto. Rigore a favore del Sarzana dopo l'intervento falloso di Mora. Un colpo stecca contro stecca proprio in area. A battere sembra che sarà, ecco che rivediamo l'azione. Sembra che il fallo invece l'abbia commesso Pezzini su Tognacca. In ogni caso rigore per il Sarzana, opportunità per il capitano Pistelli qui che si porta sul piatto per sbloccare la gara. In attesa del fischio, eccolo il fischio che arriva, il tiro potente di Pistelli pieno sul gambale e un'altra parata di Thomas McKinney anche sulla respinta. Salva il Pumas Viareggio, il portiere Thomas McKinney. Blocca bene il tiro potente ma che rimane un po' basso, un po' troppo centrale, quello di capitano Matteo Pistelli. Intanto c'è il contropiede del Sarzana, Angeletti all'inizio per Tognacca, intanto è ancora libero dall'altra parte Angeletti, ma Tognacca non lo serve bene, ripartenza allora del Viareggio, Carrieri. La palla gli viene allungata nuovamente da Pistelli, ripartenza ora del Sarzana, 4 contro 2, il Sarzana contro il Viareggio, Angeletti che sceglie il passaggio verso Lavagetti, scusate, che sceglie il passaggio piuttosto che il tiro. Una grandissima occasione qua sfumata per il Sarzana. Può ripartire allora il Viareggio. Tanto sentono le grida del mister sarzanese. Contropiede del Viareggio e c'è il tiro potente su Pettenuzzo. Il giocatore però evidentemente entra dentro la lunetta. C'è il fallo commesso dai viareggini, in ogni caso rimane a terra qui Oscar Mora. Eccolo che rivediamo l'azione, si fionda in mezzo all'area, poi cade a terra Oscar Alberto Mora, la sua stecca va di fatto dentro la porta del Sarzana. Il fallo è commesso quindi dal Pumas Viareggio. Oscar Mora che si rialza fortunatamente senza niente di grave dopo la caduta. In ogni caso vanno sistemate le condizioni della pista lì verso la lunetta del portiere sarzanese. Quattro minuti e un quarto di gioco di questo secondo tempo, i ritmi sono estremamente intensi. Abbiamo visto sull'ultima azione del Viareggio il rigore a favore del Sarzana. Non è calata certamente l'intensità di questa partita. Vediamo se le due squadre, se e quale delle due squadre sarà in grado di sbloccare per prima il risultato. Intanto parlano là davanti i giocatori tra sarzanesi e viareggini, Tognacca con Mora e Marchetti con Angeletti. Dietro invece il Sarzana deve ripartire. Ecco che Lavagetti fa ricominciare il gioco dopo il fischio dell'arbitro. Il passaggio di ritorno proprio verso Lavagetti un po' impreciso, ma il classe 2006 riesce a recuperare bene. Ora verso la pallina che va verso Tognacca, tiro potente di Tognacca che rimane però un po' centrale, parla senza difficoltà. McKinney lottano per il possesso palla, Tognacca e Mora, alla fine a spuntarla il viareggino Bigatti in mezzo all'area del Sarzana. Bigatti ora vola a terra, intanto si getta a terra anche Lavagetti, sembra che il colpo subito sia in pieno viso, da capire l'entità del danno subito dal giocatore sarzanese. In ogni caso il fallo di squadra è commesso dal Viareggio che si porta per l'appunto a 8. Si rialza intanto Lavagetti, fortunatamente sembra nulla di grave. Potrà ripartire il Sarzana dopo quest'ultima buona azione estremamente aggressiva dal punto di vista tecnico del Viareggio, che si sta proponendo sempre più spesso là davanti in maniera pericolosa. Palla adesso in avanti verso Tognacca che però non stoppa bene. Ora schiacciato contro la balaustra, prima Angeletti e poi Carrieri. Eccoli chiamati tutti e due dall'arbitro per probabilmente una ammonizione verbale. Eccoli. Ecco l'arbitro Simone Brambilla che si assicura coi due, che li fa intendere. Unico modo per il giudice di gara di evitare altri scontri è placare subito gli animi.
Pronto a ripartire l'Hockey Sarzana, ecco, con Tognacca che cede ad Angeletti, scambio con Pistelli. Bella palla di Pistelli là davanti verso Tognacca, non riesce però classe 2005 a concludere bene. Può ripartire allora il Viareggio con Capitan Marchetti, per lui il pressing di Mirko Tognacca, c'è la doppia marcatura su Marchetti, fallo di squadra numero 9 commesso dal Sarzana. Intanto batte già il Viareggio, la palla in diagonale verso Mora, stadio di ritorno per Marchetti, di nuovo Mora, intanto il pressing di Angeletti, scambia la marcatura qui con Pistelli, ora Marchetti, tiro di Marchetti direttamente sui pattini di Tognacca, contropiede del Sarzana, Angeletti tiro al volo, tenta il tiro al volo, qui Tognacca non riesce a colpire bene, ci poteva stare bene anche un tiro diretto magari qui di Angeletti, sceglie il passaggio verso Tognacca, in ogni caso un'altra possibilità per il Sarzana, Lavagetti, un'altra possibilità, un altro tentativo di tiro al volo verso Tognacca che fallisce nuovamente, gran peccato ancora una volta per il Sarzana. Pistelli ora a gestire il possesso palla in avanti per l'appunto verso Tognacca che deve gestire la asfissiante marcatura di Carrieri, c'è la pallina verso Angeletti che gliela rioffre, alla fine qua cade a terra Carrieri, ci sarà l'ingaggio a 2 dopo questa azione. Intanto i giocatori viareggini che vorrebbero un intervento un po' più severo da parte dell'arbitro, ricordiamo che sia il Sarzana che il Viareggio si trovano a 9 falli di squadra, 10° fallo che potrebbe effettivamente cambiare tutto, c'è da dire che per l'appunto vale per entrambe le squadre, c'è ancora tanto da giocare. Pallina sull'angolo basso dell'area viareggina per l'ingaggio a 2, si propongono Mora e Tognacca. Ecco battuto l'ingaggio a 2, la palla che arriva a Lavagetti, il tiro al volo di Pistelli, bello potente da fuori area, non trova però la porta, in effetti è sopra la traversa, ma ecco che arriva il 10° fallo di squadra, commesso dall'Hockey Sarzana, commesso da Mirko Tognacca. Opportunità d'oro per il Pumas Viareggio. Ad affrontare questa punizione di prima sembra che sarà Francesco Carrieri. Il classe 2006 che in questa stagione di campionato, meglio di Coppa Italia, ha già segnato 3 reti, in cerca quindi della 4ª rete personale in questa stagione 2024-25, in cerca della rete che sbloccherebbe questa partita estremamente tesa in cui, nonostante le numerose azioni, i gol sono davvero merce rara. Tanto si fa attendere Alex Pettenuzzo, dovrà dare una rapida sistemata al casco prima della punizione di prima. Per Pettenuzzo l'opportunità d'oro di salvare ancora una volta la sua squadra e di ribaltare la situazione dei falli, perché per l'appunto il Sarzana si troverebbe a un fallo dalla punizione di prima a favore e il risultato ancora da sbloccare. D'altro canto, se il Viareggio si porta in vantaggio, la partita potrebbe prendere una piega estremamente diversa. Duello quindi tra Francesco Carrieri e Alex Pettenuzzo, tutto il resto dei giocatori nell'area del Sarzana in attesa di rincorrere, di raggiungere la pallina per aiutare l'uno o l'altro giocatore. Ecco Carrieri che ha la pallina sul piatto, il mancino Carrieri probabilmente andrà a tentare il dribbling su Pettenuzzo, attesare il fischio. Ecco che arriva il fischio, partito Carrieri, si propone sulla sinistra, poi il tiro di rovescio, ma para ancora una volta Pettenuzzo e salva il Sarzana che si tiene sullo 0-0. Ora dall'altra parte Pistelli, infastidito da Mora, riesce a mantenere il possesso palla il capitano sarzanese Pistelli, il tiro potente di Angeletti che però è sui parastinchi di Bigatti, riesce a mantenere il possesso palla il Sarzana, il tiro di Angeletti che però trova il pattino di Mechini, contropiede ora del Viareggio gestito da Carrieri, tenta il suggerimento verso Bigatti che però non riesce a concludere a dovere
risultato ancora sullo 0-0 dopo queste grandi occasioni, dopo anche la punizione di prima causa 10 falli. Ora è Sarzana che per l'appunto si ritrova un fallo di squadra da ottenere per la punizione di prima e deve gestire ora questo possesso palla con Tognacca verso Pistelli. Fa vedere dietro porta Tognacca, ma Pistelli mantiene il possesso palla. Cambio di direzione per Pistelli, questa palla rasoterra verso Tognacca, ora per Angeletti che si gira ma non riesce a trovare i tempi giusti per tirare bene. Riparte allora il Viareggio con Carrieri che però non stoppa bene questo suggerimento. Riparte allora il Sarzana con Lavagetti che verso Angeletti tenta il suggerimento. Il classe 2006 però non riesce a trovare il ritmo giusto. Nel caso del possesso palla è ancora Sarzanese con Tognacca. Fa vedere lì davanti Angeletti, ma ci sono tanti viareggini a poter intercettare il passaggio. Ora il tiro di Lavagetti deviato con il pattino del Viareggio, ma la recupera subito Angeletti. Il tiro al volo di Tognacca che alla fine arriva, ma la parata di Mechini. Gran salvataggio qui di petto del portiere del Viareggino. Ancora 0-0. Bigatti ora dall'altra parte per Cardella. Scambio con Carrieri. Mora. Ora Cardella. Mantiene il possesso palla, Elia Cardella. Ma si allontana un po' troppo, arretra un po' troppo qui Elia Cardella e scadono i secondi a disposizione per il Viareggio. Dovrà ripartire il Sarzana da questa posizione estremamente interessante sul punto di battuta. Angeletti e Pistelli per la deviazione, si fa vedere Tognacca, resta invece come ultimo uomo Lavagetti che chiama probabilmente uno schema. Vediamo se la passerà effettivamente a Lavagetti o se tirerà direttamente il capitano. Ecco che cade a terra Tognacca in area. L'arbitro chiama entrambi, Tognacca e Pesavento, per evidentemente una munizione verbale. Come non detto, l'arbitro esegue il massimo castigo, cartellino blu per Pesavento e per Tognacca, entrambi i giocatori fuori dai giochi per 2 minuti. Posto di Pesavento che entra Marchetti. Vediamo chi entrerà al posto di Tognacca. Ecco che rientra Alessandro Ungari. Ancora da battere questa punizione a favore del Sarzana. Si mette al posto di Tognacca, quindi Ungari. Deve marcarlo il rispettivo sostituto Capitan Marchetti. Ecco la palla che va verso Pistelli. Ora all'indietro per Lavagetti. Tiro potente sulla stecca di Bigatti che vola. Fa volare a terra Lavagetti. C'è il fallo di squadra commesso da Bigatti, numero 10. Sarà quindi punizione di prima a favore del Sarzana. C'è stata anche una munizione verbale verso la panchina del Viareggio. Opportunità d'oro qui per il Sarzana, come era prima per il Viareggio e ora per il Sarzana. Sembra che a battere sarà Alessio Lavagetti. Classe 2007 che quest'anno ha già segnato una rete in cerca del secondo gol stagionale, in cerca del gol che sbloccherebbe la gara, che porterebbe i suoi a un tanto ambito vantaggio. Ecco Lavagetti contro Mechini. Lavagetti destro che ha la pallina sul piatto. Vediamo se tirerà dal limite dell'area o se tenterà il dribbling sul portiere viareggino. In attesa del fischio dell'arbitro. Fischio di Brambilla. Parte il tiro potente alla rete! Rete di Alessio Lavagetti che porta il Sarzana in vantaggio. Tiro estremamente potente sull'angolino dove il portiere, sull'angolino basso dove il portiere non può arrivare. Mechini in effetti si tuffa e non può arrivare a prendere una pallina così bassa, così potente.
Sarzana in vantaggio per 1-0 a 16 minuti e 6 secondi dal termine. Tanto ho chiamato il primo time out di questo secondo tempo, chiamato dalla panchina di mister Bertolucci. Mister Bertolucci che dovrà far ricomporre la sua squadra, dovrà far ricomporre i suoi giocatori per inseguire. Intanto rivediamo la splendida esecuzione di Lavagetti, se la porta avanti di pochi centimetri e poi esegue un tiro semplicemente perfetto là dove la voleva mandare. Evidentemente il portiere si tuffa in effetti dall'altra parte, con i pattini non può proprio arrivarci fisicamente. Sarzana in vantaggio. Formazione invariata quella del Hockey Sarzana. Lo stesso vale mi sembra per il Pumas Viareggio. Sì, confermato, nessun cambio per entrambe le squadre. Pumas Viareggio per la prima volta ad inseguire questa sera. Vediamo se il Sarzana riuscirà a mantenere i ritmi e mantenere il vantaggio. D'altro canto vediamo cosa sarà in grado di fare il Pumas Viareggio nel tentativo di riprendersi da questo svantaggio. Già partito il Viareggio con Marchetti, su di lui la marcatura di Lavagetti. Marchetti che cede all'indietro verso Mura. Marchetti, scambio con Cardella, ancora Marchetti. Il tiro di Marchetti, ma blocca bene Lavagetti. Allora può ripartire il Sarzana. Angeletti indietro per Pistelli, sente la voce del mister Vianna, falla girare, pallina in avanti verso Ungari che però non riesce a mantenere bene il possesso. Allora si riparte con Mora, cambio con Bigatti ma si torna da Mora, palla in avanti per Capitan Marchetti che però non riesce a mantenere la pallina dentro l'area di rigore, allora costretto a uscire. Cardella, tiro potente di Cardella, para bene con il guantone Pettenuzzo. 10 minuti di gioco in questo secondo tempo, siamo ancora sull'1-0. Cardella in avanti per Marchetti, si torna indietro per Mora, bel passaggio verso Bigatti ma ad intercettare c'è Pistelli. In ogni caso il possesso palla è ancora dei viareggini. Tiro potente di Mora sui parastinchi di Lavagetti. Continua il possesso palla dei viareggini. Cardella, tiro potente di Cardella, troppo alto sopra la traversa. Ripartirà il Sarzana dopo quest'ultima esecuzione. Sarzana che esegue un altro cambio. Ad entrare questa volta è Andreani al posto di Lavagetti. Sarzana che deve ripartire da questo possesso palla. A battere la punizione sarà Ungari, ecco che ha già battuto Pistelli in avanti verso Angeletti, la pallina però non arriva, difatti la intercetta bene Marchetti. Fallosamente dovrà ripartire ancora una volta il Sarzana. Pistelli là davanti per Angeletti, bellissimo passaggio del capitano sarzanese che trova in effetti Angeletti, trova la deviazione di Angeletti, fa però uscire la palla il classe 2006, non trova la porta Lorenzo Angeletti. Si ripartirà allora dal Pumas Viareggio dopo quest'ultima buona occasione del Hockey Sarzana. Quindi Marchetti per Mora, ancora il capitano Marchetti, indietro per Oscar Mora, il tiro di Mora e la pallina entra. C'era effettivamente arrivato Pettenuzzo, gli sfila sotto il braccio dopo aver parato di tutto. La messa dentro, Oscar Mora trova il pareggio del Pumas Viareggio. Sfortunatissimo il portiere sarzanese, ha parato di tutto finora, prende gol con questa pallina che gli sfila da sotto il braccio. È stato il tiro ora del Sarzana, ripartenza del Viareggio, fallo di squadra commesso dal Sarzana, fallo di squadra numero 11, si ripartirà dal Pumas Viareggio con Bigatti.
Ecco che riparte il Pumas. Marchetti dietro per Mora. Marchetti in avanti, questa volta verso Olivieri, che però non riesce a mantenere il possesso palla. Ben recuperata da Matteo Pistelli. In avanti verso Angeletti, che fatica a mantenere il possesso. Allora a dargli una mano c'è Alessandro Ungari. Tenta di allontanare questa pallina, ma viene recuperata dal Viareggio, e alla fine nella ripartenza c'è l'aggancio di Andreani proprio su Mora. Dunque cartellino blu per il classe 2009 Giampiero Andreani. Grande occasione per il Pumas Viareggio. Ecco, la rivediamo l'azione che porta al cartellino blu del Sarzanese classe 2009. Occasione d'oro per il Viareggio di portarsi per la prima volta in vantaggio. Battere la punizione di prima sarà Oscar Mura. Ancora una volta rivediamo l'azione del fallo da cartellino blu. Oscar Mura, che ha già segnato questa sera e che ha segnato per l'appunto il suo quarto gol stagionale. Vediamo se riuscirà ad arrivare a quota 5. Il marcatore più in forma della sua squadra, almeno finora. In attesa che vengano ripristinate le condizioni ideali della pista là verso la lunetta e comunque anche dentro l'area dopo quest'ultima caduta. Intanto Sarzana ha ridotto in 3 giocatori di movimento, almeno per 2 minuti nel caso Pettenuzzo riuscisse nel miracolo di mantenere il pareggio. Mora che si propone sul piatto, vediamo se tirerà direttamente. Intanto si attende l'ok di Alex Pettenuzzo. Ok, del portiere, fischia l'arbitro, il tiro diretto di Mora e la gran parata con il pattino di Pettenuzzo. Si rimane sull'1-1. Ora iniziano i 2 minuti di inferno dell'Hockey Sarzana, in cui dovrà giocare con l'inferiorità numerica. Allora inizia il possesso palla largo del Pumas Viareggio. Olivieri per Marchetti. Ora Mora. Torna da Marchetti, si fa vedere là davanti intanto Olivieri. Tiro di Mora. Blocca bene con il gambale però Pettenuzzo. Dall'altra parte si va per Angeletti, tiro potente in cerca del secondo palo, però non trova la porta. Lorenzo Angeletti che subisce inevitabilmente la doppia marcatura. Ripartenza del Viareggio. Marchetti per Olivieri. Olivieri riesce ad arrivare al tiro. Giuseppe Olivieri, il tiro che però rimane centrale, ben parato da Pettenuzzo. Contropiede ora del Sarzana. Ungari in mezzo a due, riesce a entrare in area. Ungari, che tiro potente di Ungari. Riesce incredibilmente a superare la doppia marcatura e portarsi dentro l'area e trovare il tiro. C'è però la gran parata di Mechini che ferma tutto. In ogni caso ora a terra Alessandro Ungari, evidentemente dopo un colpo subito forse al fianco. Tanto qua ha inquadrato il mister Viareggino a chiedere, anzi a dare spiegazioni al suo marcatore di questa sera, Oscar Mora. Ancora a terra intanto Alessandro Ungari, si attende il medico. Sembra che dovrà uscire Alessandro Ungari dopo la grande occasione creata. Gran peccato per il Sarzana perdere, anche se per qualche minuto, anche se per pochi istanti, un giocatore che stasera si sta dimostrando importante negli schemi offensivi. Ci vorrà del ghiaccio evidentemente. Ancora sull'1-1. A 12 minuti e mezzo al termine dell'incontro. Partita estremamente intensa, lo si può vedere
nei volti dei giocatori, ma anche nel tabellone, guardando i falli delle rispettive squadre. Intanto qua l'ultima occasione per il Viareggio, tiro di Giuseppe Olivieri che superiorità numerica riesce a liberarsi bene e trovare il tiro che per l'appunto però rimane abbastanza centrale, para bene Pettenuzzo. Siamo ancora in attesa che si rialzi Alessandro Ungari. Ancora a terra per l'appunto dentro l'area Viareggina. Eccolo che si rialza. Il classe 2002. Cresciuto nel vivaio sarzanese. Marcatore più in forma della sua squadra. Costretto a uscire quindi Ungari, al suo posto rientra dopo il blu Mirko Tognacca. Si ripartirà da questo possesso palla proprio per i rossoneri. Ecco che Tognacca cede a Angeletti. Pallina persa, ma a lottare per il recupero il capitano Pistelli, che si fionda sul relativo capitano viareggino Marchetti, ma il possesso palla è ancora dei viareggini. Mora, il tiro di Mora con deviazione di Angeletti, pallina che però termina altissima sopra la porta. Tutto regolare però per l'arbitro. Pallina recuperata dal Sarzana, ma subito a tentare di correggere il dettaglio c'è Olivieri che ben recupera e si propone in area di rigore, ma fallisce il tentativo offensivo. Ancora opzione per il Viareggio. Olivieri, grande occasione di Olivieri che trova la traversa, se non ho visto male, ma nulla di fatto per il Viareggio. Ora Mora, scambio con Marchetti, ancora Mora, laterale per Bigatti, può vedere in mezzo Olivieri, il tiro di Marchetti, ma la pallina è dentro. Tiro centrale di Marchetti, qui si lamenta Pettenuzzo con Tognacca per avergli evidentemente coperto la visuale. Si ritorna, meglio, per la prima volta in vantaggio il Pumas Viareggio, 2-1, eccolo qua il gol, il tiro di Marchetti centrale, sembrava averlo preso Pettenuzzo, per l'appunto la pallina entra molto morbida, molto sporcata dall'intervento del portiere. Sarzana che si ritrova in svantaggio. Tanto si chiariscono Tognacca e Pettenuzzo dopo le ultime lamentele. Rientra il quarto uomo di movimento sarzanese, rientra Lavagetti. Formazione che intanto si aggiorna anche per il Pumas Viareggio, rientra Pesavento al posto di Olivieri. Olivieri che si è reso pericolosissimo là davanti per il Sarzana, ha creato tante occasioni, si è fatto sentire là nei pressi dell'area di Pettenuzzo. Tanto si attende a ripartire, si attende che venga ripristinata la condizione ottimale della pista là verso la lunetta di Pettenuzzo. (11 minuti 37 secondi), vantaggio del Pumas Viareggio. Pronto a battere Mirko Tognacca. Fischio dell'arbitro, si riparte. Con la pallina ora Pistelli. Tiro di Pistelli da davanti in cerca della deviazione di Tognacca, ma non riesce. Ora il tiro di Tognacca con deviazione di Marchetti. Si ripartirà allora dal possesso palla sarzanese. La pallina Angeletti. E fallo di squadra qua commesso dal Viareggio per mancato rispetto della distanza. Pallina ce l'ha Lavagetti ora da ultimo uomo, manda in avanti Tognacca, ancora Lavagetti, finta qui il tocco, Lavagetti procede sulla fascia destra. Seccata di Pesavento, alla fine vola a terra Lavagetti e c'è un altro fallo di squadra per il Viareggio, commesso dal Viareggio. Qui le lamentele di Lavagetti a rispondervi l'inevitabile ammonizione verbale dell'arbitro.
Menzione verbale quindi per Alessio Lavagetti, stato chiamato dal mister per tranquillizzarlo. Si ripartirà dal Sarzana là davanti con Tognacca per Angeletti, dietro per Pistelli, fa vedere intanto Lavagetti, eccolo che raccoglie la pallina, davanti per Tognacca, su di lui il pressing di Marchetti. Tognacca che non riesce a far arrivare la palla verso Angeletti, ripartenza allora del Viareggio, Marchetti sui pattini di Lavagetti, pallina che viene deviata dal giocatore sarzanese. Potrà ripartire il Viareggio dopo questa palla alta. Siamo un attimo in un momento di transizione della partita, le due squadre non riescono ad evolvere offensivamente, continui interruzioni, continui falli, forse anche un po' ingenui da parte delle due squadre. Sarzana che sta cercando a tutti i costi di riottenere quel pareggio. Ecco che ribatte il Viareggio con Mora. Marchetti, si torna da Mora, velocissimo Mora là davanti sul pressing di Angeletti, torna quindi Viareggino verso il capitano, qua tiro potente di Marchetti a stopparlo praticamente, a buttarlo fuori dalla traiettoria. C'è Lavagetti che ora deve gestire la pressante marcatura di Pesavento, che recupera palla e esegue il tiro. Riesce effettivamente a riportarsi nell'area del Sarzana e eseguire il tiro, ma copre bene Pettenuzzo. Ripartenza allora del Sarzana, Tognacca dietro per Pistelli, tiro di Pistelli, sporcato dalla difesa viareggina, riesce a recuperare però il Sarzana. Angeletti, buono il dribbling di Angeletti, grande giravolta e tiro di Angeletti, come si propone bene là davanti, però c'è l'ottima risposta di Thomas McKinney. Palla del Viareggio ora con Marchetti, Mora, dietro per Marchetti, Bigatti, ancora Marchetti, fa vedere intanto libero Bigatti, pallina però verso Mora, un po' più chiusa, almeno tenta di essere la difesa sarzanese contro il possesso palla largo viareggino. Sta palla in avanti proprio del Viareggio, però ben recuperata dal capitano sarzanese Pistelli. Ripartenza allora del Sarzana, è un 3 contro 3. Lavagetti, si accentra Lavagetti, non ci sono opportunità però da davanti, allora si torna indietro verso capitan Pistelli. Pressing di Pesavento, allora Pistelli deve andare da Lavagetti, quindi da Tognacca, però pallina che viene ben recuperata dal Viareggio. Ora Marchetti là davanti, dietro per Pesavento, Mora scambia di nuovo con Marchetti, Pesavento, Marchetti, Mora, riesce a farsi vedere bene Pesavento, intanto là davanti cerca il tempismo giusto Bigatti, il tiro di Marchetti, arriva effettivamente la deviazione di Bigatti però che porta la pallina lontana dallo specchio della porta. Ripartenza allora del Sarzana, Tognacca per Pistelli, si fa vedere là davanti intanto Angeletti, ma Pistelli è costretto a tornare indietro da Tognacca. Il blocco Pistelli, ma pallina non riesce a portarsi un po' più avanti, allora Pistelli in avanti verso Tognacca, questa volta il fallo di squadra è commesso dal Viareggio, fallo di squadra numero 13 che vede Bigatti atterrare Tognacca. Allora Sarzana che ripartirà da questa posizione invidiabile là davanti al limite dell'area. Sulla pallina, sul punto di battuta Tognacca e Angeletti, un po' più indietro invece Pistelli e Lavagetti. Sembra che però per ripartire ci sarà bisogno di sistemare le condizioni della pista. Intanto sostituzione per il Viareggio che vede uscire Bigatti, vede rientrare Pezzini. Ecco che vengono corrette le condizioni della pista là davanti allo spazio di Mechini, portiere che ha concesso veramente poco e niente questa sera. Solo quel gol su punizione di prima ha
Alessio Lavagetti. Ecco che ci si prepara per questa punizione. Là in mezzo all'area Tognaca ad attendere il rimpallo giusto. Ultimo uomo Pistelli. Sul punto di battuta invece Lavagetti e Angeletti. Fischio l'arbitro. Sbagliano qua malamente la punizione i due giovani 2006 e 2007. Ripartenza quindi di Pesavento e conseguente fallo di squadra di Alessio Lavagetti. Fallo di squadra numero 12 per i rossoneri. C'erano già state scintille tra i due durante nell'arco di tutta la partita. Ripartito subito il Viareggio con Mora, Pezzini, scambio con Marchetti in avanti verso Pesavento. Su di lui ora la marcatura di Angeletti. Pesavento che ora subisce la doppia marcatura ma riesce a trovare il capitano Marchetti. Pezzini, scambio con Mora, buone opportunità per Oscar Mora. Ora doppia marcatura però su di lui, cade a terra Mora ma è tutto regolare per l'arbitro. Ripartenza per il Sarzana. Angeletti vola a terra Angeletti proprio dal limite dell'area, ma è tutto regolare questa volta per l'arbitro. Si riparte allora dal contropiede del Viareggio. Qua tentativo di Pezzini che tenta il passaggio risolutivo verso Mora. Pallina però non gli arriva col tempismo giusto, schiacciato contro l'angolo. Qui Oscar Mora si dovrà ripartire dall'ingaggio a 2. 6 minuti e 56 centesimi al termine. Siamo ancora sul 2-1 per il Pumas Viareggio. A gestire pallina ora Mora, indietro per Pesavento. Ora Marchetti. Teo Marchetti, un sacco di spazio per lui. Indietro ora verso Mora. Tenta lo scatto sulla fascia Mora. Il tiro di rovescio, che potenza questo tiro. Ma a coprire bene il primo palo c'è Petenuzzo, che anche lui ha concesso veramente poco questa sera. Sfortunatissimo su entrambi i gol. Contropiede intanto dall'altra parte Marchetti. Prima Marchetti poi Pesavento. Ora contropiede del Sarzana con Pistelli che tenta di mandare questa pallina in avanti, ma il passaggio è molto impreciso. Non riesce il Sarzana a trovare una conclusione efficiente. Allora dall'altra parte il Pumas Viareggio. Marchetti, sono minuti frenetici questi. Mora, ora Marchetti, ritorna da Oscar Mora. Pressing di Lavagetti, ma il possesso palla è ancora Viareggino. Il tiro di Marchetti, bello potente sul secondo palo, però non riesce a trovare lo specchio della porta. Nulla di fatto per questa conclusione del capitano Matteo Marchetti. Si ripartirà allora dal possesso palla sarzanese, già battuto da Pistelli. Ora Angeletti, Tognaca, Pistelli, velocissimo Pistelli sulla fascia, all'indietro verso Tognaca. Ora in avanti per Angeletti, si fa vedere Tognaca là davanti, ma è difficile trovare lo spiraglio giusto. Pistelli, schiacciato tra i due giocatori, qui Matteo Pistelli. C'è il fallo di squadra numero 14 commesso dal Viareggio. E sostituzione proprio del Pumas Viareggio. Fuori Mora, al suo posto rientra Bigatti. Sarà quindi punizione per il Sarzana. Di nuovo un fallo. Dal fallo che porterebbe alla punizione di prima. Pistelli sul punto di battuta, però sono lontani i suoi compagni di squadra. Ha già battuto il capitano verso Angeletti, però a precederlo c'è Pesavento che conduce il contropiede. All'indietro verso Marchetti ora. Pezzini, Pesavento, ora Bigatti, ancora Pesavento. 5 minuti esatti al termine dell'incontro, siamo ancora sul 2-1, 12 falli per il Sarzana, 14 per il Pumas Viareggio. Con la pallina c'è Bigatti, ora Pesavento, scambio con Marchetti, la corsa sulla fascia di Marchetti, che tiro potente di Marchetti, però un po' troppo sul primo palo. Qua fallo di squadra è netto
di Lavagetti, che con una sonora steccata stende il capitano Marchetti. Marchetti che chiede spiegazioni, voleva sicuramente una sanzione un po' più severa, ma l'arbitro non ha molti dubbi, nulla di più di un fallo di squadra. Ecco che vengono concessi 3 metri di distanza alla punizione del Viareggio. Bigatti cede a Pesavento, torna da Bigatti, tanti uomini intorno a lui, difficile trovare lo spiraglio giusto, ma ecco che riesce a trovare Pesavento all'indietro verso Pezzini. Ora si va da Marchetti che dribbla bene Pistelli, scambio all'indietro con Pesavento, si torna da Marchetti, passaggi larghissimi quelli del schema offensivo viareggino. Pezzini trova benissimo Pesavento e trova il 3-1. Lo schema ha funzionato alla grande per il Pumas Viareggio, che trova un estremamente libero Pesavento. Viareggio che si porta allora sul doppio vantaggio a 4 minuti e 11 secondi dal termine. Si ripartirà allora dal 3-1 non appena saranno sistemate le condizioni sì della pista ma anche del casco del portiere sarzanese. Sarzana che si è vista rimontare il gol del vantaggio e ora subisce il doppio vantaggio, un risultato difficile da rincorrere, difficile da eguagliare. Sfortunato il portiere nelle prime 2 reti, qui lo schema viareggino veloce e preciso ha funzionato alla grande, difficile sapervi controbattere. Si è ritrovato Pesavento da solo con il portiere spiazzato. 3-1 che ci sta tutto. Si dovrà ripartire allora dal 3-1 con la formazione sarzanese invariata. Lo stesso sembra valere per il Viareggio, per l'appunto non esegue cambi dopo questa breve interruzione. 4 minuti 11 secondi dal termine, il tempo c'è, visto quello che è stato mostrato almeno finora. Le squadre hanno creato tantissimo, il tempo per 2 reti c'è tutto. Vediamo se sarà in grado il Sarzana di realizzare questa rimonta che avrebbe dell'incredibile. Ecco Matteo Pistelli che si lamenta dei compagni che non siano fatti vedere nella maniera corretta là davanti. Ora pallina recuperata dal Viareggio, ma l'azione è già terminata. Può ripartire il Sarzana con Tognacca che spara là davanti verso Angeletti. Angeletti che gira dietro alla porta viareggina, dietro per Lavagetti. Tognacca sulla fascia sinistra, Tognacca inseguito da Pezzini. Mirko Tognacca verso Alessio Lavagetti, si fa vedere bene Angeletti, eccolo che riceve palla. Si muove bene Angeletti, scambio con Lavagetti. Finta il rovescio Lavagetti, o meglio non trova lo spiraglio giusto, probabilmente il tiro qua, alla fine arriva di Angeletti, un po' troppo alto sopra la porta. Nulla di fatto per questa buona occasione del Sarzana. Si ripartirà allora dal Viareggio. Pezzini che cede a Marchetti. Davanti verso Bigatti. Scambia allora con Pezzini che riesce a mantenere il possesso palla nonostante il lancio di Angeletti. Ecco Angeletti che raccoglie il suggerimento di Lavagetti. Ben recuperato da Pezzini la pallina. Pezzini da solo riesce a realizzare. Dribbla bene Pezzini. Rimane spiazzato Pettenuzzo, non riesce a controbattere questa galoppata. Pumas Viareggio che si porta sul 4-1 a 3 minuti 2 secondi dal termine. Perde malamente la pallina da ultimo uomo qui Lorenzo Lavagetti, si ritrova da solo contro il portiere Pezzini. Una galoppata che lo porta per l'appunto a realizzare quarta rete della sua squadra. Pistelli. Qui perde palla da ultimo uomo di nuovo Pistelli. A recuperare c'è Bigatti.
Duello tra Bigatti e Angeletti, no fallo, viene urlato dalla panchina di Regina, viene lasciato solo di nuovo Pezzini, che però non trova questa volta la direzione giusta. Nulla di fatto per questa azione del Viareggio, riparte allora il Sarzana, 2 minuti e mezzo al termine, Pistelli, palla in avanti verso Angeletti, c'è la deviazione del difensore viareggino che la alza parecchio sopra la porta. Si ripartirà da questa punizione per il Sarzana. Sul punto di battuta Lavagetti, si va lui Pistelli, barriera 3 del Viareggio, il tiro diretto di Pistelli, bello potente, riesce a bucare la barriera, ma nulla di fatto contro il muro che questa sera sta nella porta viareggina. Contropiede ora del Viareggio, cerca di allontanare con la stecca Petenuzzo, ma ci sono ben 2 attaccanti su di lui, alla fine deve trattenere la pallina, sarà ingaggio a 2. Tanto sirena, sarà time out chiamato dalla panchina del Sarzana. Time out numero 2 questo secondo tempo. José Vianna che deve ritrovare la tranquillità dei suoi, che a prescindere dal risultato hanno fatto una gran bella partita. Peccato per queste ultime 2 o 3 occasioni in cui hanno lasciato il Viareggio da solo contro il portiere. Qui l'ultima azione proprio del Sarzana in cui su punizione Pistelli trova un tiro alla fine pulito, si apre male la barriera, ma para bene con il gambale Thomas Mechini. Qui le istruzioni chiare di mister Mirko Bertolucci, sicuramente non vuole concedere nulla ora che il Viareggio è sul 4-1, sul triplo vantaggio. Che è suonata la sirena, vengono richiamate in pista le 2 squadre, invariata la formazione del Viareggio, lo stesso vale per la formazione rossonera. Si ripartirà da questo ingaggio a 2. In attesa del recupero della pallina da parte di Thomas Mechini. Ecco che la pallina giunge a destinazione. Sul punto di battuta Bigatti e Lavagetti. Ecco raccolta la pallina da Lavagetti, ma subito ad interromperlo Pesavento, il pressing del sarzanese Lavagetti. Ben recuperata la pallina dal Sarzana, ma subito il pressing di Pesavento che riporta la pallina nelle grinfie viareggine. Ecco che si ripropone nuovamente il Sarzana col recupero della pallina. Minuto e 46 al termine, pallina in avanti verso Tognacca. Si propone in mezzo intanto Lavagetti, ma Tognacca cede verso Pistelli che tira direttamente dalla metà campo. Palla che subisce la deviazione e termina lontana dalla porta. Il tiro al volo qua di Angeletti, ma c'è lo splendido stop di Mechini, che stava per spazzare la pallina dopo averla bloccata, ma ad interromperlo il fischio dell'arbitro che chiama l'ingaggio a 2. Ecco battuto l'ingaggio a 2. Pesavento contro Angeletti, ben recuperata dal numero 24 sarzanese. La pallina all'indietro verso Lavagetti. Tiro di Pistelli con deviazione di Tognacca. La deviazione porta direttamente verso l'addome di Mechini, che evidentemente subisce in un punto non coperto. Fortunatamente sembra nulla di grave per il portiere, che già si rimette in posizione. Un'altra buona opportunità per il Sarzana di elevarsi dal unico gol segnato, ma nulla di fatto ancora una volta. Sarà quindi ingaggio a 2. Ecco già battuto a recuperare la pallina e il Viareggio con Pezzini a bloccarlo, l'ottima difesa di Pistelli che cade a terra ed ottiene il 15° fallo di squadra. Sarà quindi punizione di prima ancora una volta per il Sarzana. Tanto il giudice di gara chiarirsi con la panchina del Viareggio direttamente con il mister.
Pallina sul dischetto, intanto sembra che a battere sarà di nuovo Alessio Lavagetti, vediamo se tenterà la conclusione come prima o se opterà per una soluzione diversa. Tanto a chiarirsi il capitano Marchetti insieme a Mecchini per le indicazioni finali. Il capitano è invitato ad allontanarsi dall'area. Lavagetti di nuovo sul piatto, vediamo se tirerà direttamente, questa volta c'ha la rincorsa. Eccola che parte la rincorsa, il tiro diretto e la parata questa volta di Mecchini, che però subisce la munizione verbale per essere uscito dalla lunetta. Munizione di prima che dovrà essere ripetuta. Munizione quindi verbale. Stavolta Lavagetti che si porta sul rovescio. Partirà evidentemente con una mano. Come non detto, si gira subito, si riporta sul piatto. Vediamo se riproverà il tiro come quando è riuscito a trovare il gol. Eccolo, finte di Lavagetti, riparte per il dribbling questa volta. Pallina allontanata da Mecchini. Dribbling che non riesce qui a Lavagetti. Salvataggio di Mecchini allo scadere dell'ultimo minuto, del penultimo minuto. Si rimane sul 4-1. Riparte allora il Pumas Viareggio, ultimo minuto di gioco. Pesavento, pressing di Tognaca, ma Pesavento riesce a mantenere la palla. Pallina in avanti verso Pezzini, un po' imprecisa. Riesce a recuperare il Sarzana. Angeletti con suggerimento verso Tognaca, che però non arriva a destinazione. Riparte allora il Viareggio per gli ultimi 40 secondi di gioco. Marchetti verso Bigatti. Ora Pezzini, dietro porta verso Bigatti. Dall'area si propone intanto Pesavento. Palla indietro verso Pezzini. Pesavento. Ultimi 20 secondi di gioco. Marchetti. Una sonora steccata la allontana Mirko Tognaca. Pallina però è alta, si ripartirà dal possesso palla viareggino a 11 secondi dal termine. Vediamo se tireranno direttamente o se si accontenteranno comunque del 4-1. I giocatori viareggini. Pallina che torna lì dietro verso Pezzini. 5 secondi. Bigatti. Suona la sirena, triplice fischio dell'arbitro. Termina così quindi Sarzana contro Pumas Viareggio, è 4-1 per i viareggini che si portano a 9 punti in classifica. Sarzana che rimane a 0 punti. Gran peccato per la formazione di mister Vianna, che si era portata effettivamente in vantaggio grazie alla splendida conclusione messa a segno da Alessio Lavagetti. Si è vista rimontare la rete e successivamente subire il sonoro 4-1. Cercherà la prima vittoria stagionale il Sarzana nella prossima contro il sempre in casa contro l'SPV Viareggio. Si parla del 3 novembre. Per quanto riguarda invece il Pumas Viareggio, affronterà la prossima gara in casa contro il Rotellistica Camaiore, gara che nella partita di andata è terminata 4-2. Vediamo se il Pumas sarà in grado di rifarsi nel loro quasi derby, diciamo, col Rotellistica Camaiore. Intanto qui dal Palasport Giuliano Tori è tutto. Un saluto e un ringraziamento da Lorenzo Venea per averci seguiti. Buona serata a tutti.